Con la sconfitta all'Esseneto contro l'Akragas, il Dattilo riduce a 2 i punti di distacco dall'immediata inseguitrice. Si rimette in gioco il Canicattì che, vincendo a son di reti con il Cussi Palermo, si porta a 5 lunghezze dallo stesso Dattilo. Le reti biancorosse portano la firma di Iezzi, una doppietta, Caronia e Greco. Non va oltre il pari interno la Pro Favara con il rinnovato oratorio marineo, mentre lo Sporting Vallone non va oltre il pari con il Forte Castellammare. Vittoria esterna della San Cataldese che passa ad Alcamo grazie alla rete di Montalbano in piena zona recupero. Nel girone A di promozione continua la scalata del Casteltermini, che ottiene la 10ª vittoria di fila grazie al solito Stefano Piazza. Non molla di un millimetro l'Unitas Sciacca che passa a San Vito Lo Capo grazie alla rete di Coco. Insiste la Folgore che regola 2-0 l'Empedoclina, mentre l'Albatros Lercara ha sbancato il campo della Gattopardo per 0-1. Rimane critica la posizione del Camarat di Renato Maggio, ferma a quota 11, mentre deve reagire presto la Gattopardo se vuole risalire la china.